Ufficializzata la riclassificazione, il Veneto torna nell'attesa zona gialla, mentre anche l'Europa avrebbe fatto marcia indietro su fasce rosso scuro e rosso. Intanto il piano sanitario prevede il ritorno dei tamponi in caso di positività a scuola. Lunedì le superiori in presenza al 50%, a Treviso 4 pattuglie controlleranno le zone più a rischio assembramento, no sanzioni previste ma sensibilizzazione da parte degli agenti. L'Istituto Zooprofilattico del Veneto individua 11 variazioni del virus in Veneto da novembre ad oggi. Non ci sono le temute brasiliana e sudafricana, ma 4 da monitorare con attenzione. Maxifrode fiscale, scoperta dalla Guardia di Finanza e Procura di Venezia, indagate 35 aziende e 46 persone, 8 nella Marca, sequestrati beni per 16 milioni di euro. Esattamente 30 anni fa l'omicidio di Sandra Casagrande, la pasticcera di Roncade, un delitto ancora senza colpevole, una vicenda che sta lentamente scivolando verso l'oblio. PM10, nonostante il lockdown, il 2020 ha fatto registrare sforamenti dei limiti in 35 capoluoghi di provincia italiani, tra questi anche Treviso, rapporto di Legambiente. Arrestato dai carabinieri di Treviso, si complimenta con loro per la brillante operazione. Non pensavo mi avreste trovato, le parole di un 61enne accusato di truffa e latitante da un anno. Lieto evento in casa dell'attore trevigiano Igor Barbazza, che a febbraio diventa papà. Sono al 7° cielo, dice Barbazza, che sogna anche una fiction made in Veneto. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati il telegiornale di Treviso. Dunque in primo piano, prima ancora di parlare della zona gialla, il Veneto che torna in zona gialla, vediamo un velocissimo aggiornamento riguardo alla politica e alla crisi di governo molto importante, perché proprio in questi minuti è in corso l'incontro tra il capo dello Stato Sergio Mattarella e il Presidente della Camera Roberto Fico, che è stato appunto convocato da Mattarella alle 19:30 e potrebbe essere appunto il viatico verso un incarico esplorativo proprio a Fico. Abbiamo sentito anche nel telegiornale del Veneto e di Venezia poco fa quanto ha detto Sergio Mattarella alle 19, una velocissima informazione nella quale ha detto c'è una pesante crisi economica e sociale, bisogna dare vita presto a un governo con un adeguato sostegno alle Camere, a breve prenderà un'iniziativa. Così aveva detto poco dopo le 19 e dopo qualche minuto il portavoce Grasso ha annunciato che Mattarella ha convocato Fico alle 19:30. Dunque proprio in questi minuti la convocazione di Fico, e potrebbe appunto essere l'overture a un incarico esplorativo proprio a Fico. Staremo a vedere e vi aggiorneremo se avremo novità in questi minuti. Una certezza invece qual è? La certezza è che il Veneto torna in zona gialla, ed era appunto già ampiamente quasi preventivato già stamane durante il punto stampa dal governatore Zaia. Il Veneto si dirige verso la zona gialla. Ne ha parlato il presidente Zaia nel corso del punto stampa quotidiano. Abbiamo 29 giorni di calo. E oggi è giorno 29, no? 29 giorni di calo, cioè il calo è un calo importante, peraltro anche repentino se lo vogliamo vedere bene nello specifico, e anche inspiegabile se volete da un certo punto di vista. La speranza è quella di contenere i contagi. Il cambio di fascia scatterà da lunedì. Da lunedì, bene. E lei avrebbe in programma delle ordinanze regolatorie, non necessariamente restrittive, oppure no? Ci adeguiamo a quello che è stato, come è sempre stato, alla zona che ci viene attribuita. Polemica sulla mappa europea che inizialmente ha collocato il Veneto nella zona rosso scuro. L'Europa ieri sera ha modificato ancora la sua posizione sul Veneto, siamo passati da rosso scuro a rosso e poi una bella cartina che siamo in verde perché abbiamo un tasso di incidenza inferiore al 4% e quindi siamo una delle poche regioni europee con la colorazione verde. L'Europa, se vuole intervenire con provvedimenti restrittivi, diciamo europei, deve prima rassicurare tutti del fatto che il linguaggio sia comune nella lettura dei dati e soprattutto nel prelievo, nel rilevare i dati. E a proposito di dati, l'Istituto Zooprofilattico ha individuato 11 varianti di virus Covid-19 in Veneto da novembre a oggi. 4 di queste sono da monitorare con attenzione perché destano maggiore preoccupazione. Nessuno dei campioni analizzati finora però appartiene alla variante sudafricana o brasiliana. Zaia poi torna ad affrontare il tema scuola. Lunedì si parte come previsto dai tavoli di prefettizi con queste 3 settimane
al 50%. Vi confermo che c'è, come vi ho detto ieri, un'indagine epidemiologica che vogliamo portare avanti con il professor Baldo dell'Università di Padova, che è un'indagine ovviamente che vuole valutare il grado di circolazione, il livello di circolazione del virus. Dall'altro ovviamente faremo anche, come già previsto, con una modifica del piano di sanità pubblica, un adeguamento del piano di sanità pubblica rispetto al tema tamponi nelle scuole, visto considerato che con tutta probabilità si tornerà al fatto che alla presenza del positivo non si va in quarantena, ma si fa il tampone a tutta la classe del positivo. E, insomma, è un piano che si adegua alla percentuale di incidenza del virus. Allora, la certezza è quella della zona gialla, c'è però un giallo nel giallo, ci scuserete il gioco di parole, che riguarda l'avvio della zona gialla. L'ANSA delle 18:38, che dava l'annuncio della zona gialla anche per il Veneto, dice: il Ministro della Salute Speranza firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio e in questa, appunto, in questa ordinanza c'è anche il Veneto in zona gialla. Avete sentito il governatore Zaia ribadire l'avvio della zona gialla da lunedì. C'è però il giallo, se invece il dubbio se invece la zona gialla possa partire da domenica, e questo allora è il dubbio che cercheremo di dissipare se avremo novità e certezze in merito proprio nel corso del nostro telegiornale oppure anche nelle prossime ore. Bisogna avere ovviamente l'ordinanza del ministro sotto mano per poter vedere nero su bianco cosa dice l'ordinanza. Dunque resta ancora in sospeso la partenza ufficiale, potrebbe essere anche da domenica e non da lunedì. Cercheremo di essere più chiari successivamente nelle prossime ore, e forse lo dicevamo anche in corso di questo stesso telegiornale. La certezza però è quella della zona gialla. Intanto assume Tony Aspri il confronto tra Ministero e mondo scientifico veneto. I responsabili della rete delle 14 microbiologie del Veneto hanno infatti condiviso un documento dove si ritiene scorretto e diffamatorio affermare che l'aumento delle indagini diagnostiche e in particolare l'utilizzo dei test antigenici sia la causa dell'aumento della mortalità in Veneto. Il tema è sempre quello del maggior numero di test effettuati nella nostra regione tra tamponi molecolari e test rapidi, scelta che i microbiologi veneti rivendicano anche appunto in un documento che hanno firmato. E poi i farmaci anti-Covid per i pazienti curati a domicilio. C'è il protocollo della Regione Veneto spiegato oggi. Terapie per i pazienti Covid curati a domicilio. Quali farmaci utilizzare? Dall'inizio della pandemia molto si è discusso sull'efficacia o meno di alcuni medicinali. Ospite all'appuntamento quotidiano del governatore Zaia, la dottoressa Giovanna Scroccaro ha fatto il punto sul protocollo regionale distribuito ai medici di medicina generale e delle USCA. I capisaldi del nostro protocollo sono l'utilizzo nel paziente che ha pochi sintomi e che è ricoverato e che è a casa, intanto di antinfiammatori. L'altro farmaco inserito nel protocollo è il cortisone. Anche di questo si è parlato molto, cortisone sì o cortisone no. Gli studi dicono che serve, molto utile quando siamo in uno stato più compromesso. Abbiamo dato poi l'indicazione di utilizzare l'eparine a basso peso molecolare quando il paziente è a casa, non si muove, è immobilizzato, per prevenire la trombosi. Abbiamo dato la forte indicazione, che è la più importante, di utilizzare l'ossigenoterapia, e abbiamo dato anche delle indicazioni sull'utilizzo degli antibiotici. Circa l'adozione di altri protocolli come quello del medico sindaco di Santa Lucia di Piave, Riccardo Zumschi, questo è il parere degli esperti della regione. È un protocollo abbastanza aggressivo perché inizia anche in pazienti che hanno pochi sintomi con tutta la gamma di farmaci che io prima vi ho detto e con altri anche, ma senza avere una gravità del caso. E sul discusso utilizzo dell'idrossiclorochina la dottoressa Scroccaro precisa che si tratta di un farmaco non autorizzato dall'Italia. Ora, sull'idrossiclorochina le evidenze scientifiche sono tante, alcune pro, alcune contro. Sono più solide quelle che sono contro. Circa i nuovi farmaci anti-Covid sono in arrivo gli anticorpi monoclonali diventati famosi dopo essere stati somministrati a Donald Trump. Autorizzati negli Stati Uniti, sono in attesa dell'approvazione europea. Al bando promosso dall'AIFA partecipa anche l'Università di Verona. Questi farmaci, gli anticorpi monoclonali,
che si stanno studiando sembrerebbero efficaci se somministrati nei pazienti meno gravi, quindi potrebbero trovare applicazione nei pazienti a domicilio. 30 secondi di break e poi torniamo a parlare anche della riapertura delle scuole. Rieccoci allora, rieccoci in diretta. Prima di parlare della scuola torniamo al giallo nel giallo dell'inizio della fase gialla del Veneto. Quella è una certezza, ma all'inizio, se lunedì o domenica, c'è un'altra agenzia di ANSA che dice le regioni oggi in arancione passeranno in zona gialla a seguito della scadenza dell'ordinanza vigente prevista per il 31 gennaio. E quanto si apprende da fonti del Ministero della Salute non ci aiuta a dipanare la matassa, ma potrebbe significare appunto alla fine della giornata del 31 gennaio, quindi facendo scattare il giallo da lunedì oppure da domenica. Non c'è ancora la bozza appunto non è stata ancora vista la bozza nemmeno dalle regioni, quindi non c'è ancora una certezza sul quando, lo ribadiamo, inizia la zona gialla. Potrebbe essere da domenica o potrebbe essere da lunedì. Ovviamente cercheremo di aggiornarvi nelle prossime ore. Intanto lunedì ritorno della scuola alle scuole superiori al 50% e ovviamente bisognerà monitorare la situazione assembramenti, lo faranno i vigili. È come fosse il primo giorno di scuola che abbiamo già vissuto a settembre. Lunedì ci sarà questo primo giorno di scuola del 2021 con il 50% degli istituti superiori. Un nuovo primo giorno di scuola non solo per gli studenti ma per tutti, genitori, educatori, treni e autobus e forze dell'ordine. In particolare le polizie locali impegnate su più fronti come a Treviso. Abbiamo 4 pattuglie che vigileranno sulle zone più importanti di Treviso. Parlo naturalmente della stazione dei treni, degli autobus, di Via Roma, stiamo parlando del polo di San Pelaio, di Viale Europa, in modo tale che non ci possano essere assembramenti. Che sarà il vero banco di prova per il contenimento del contagio, lo confermano i dati di queste ultime settimane, dove il calo è proporzionale alle chiusure e ai distanziamenti. Il servizio è finalizzato proprio per evitare che gli studenti stiano troppo vicini e naturalmente osservino quelle che sono le regole base per essere sani, diciamo così, e cioè il distanziamento e l'uso della mascherina. A supporto ci saranno anche 10 volontari della protezione civile e tutto, almeno per il primo giorno, senza sanzioni. Facciamo una grande opera di sensibilizzazione e di informazione a tutti gli studenti. E sarà anche un vero e proprio primo giorno di scuola per il Giorgi Fermi di San Zeno, istituto della provincia ristrutturato ma non ancora inaugurato dagli studenti. Questo intervento consentirà di dare respiro al campus di San Pelaio, ricordo il Duca degli Abruzzi piuttosto che gli Uzzati Riccati, che troveranno quello spazio che consentirà di ovviare il problema delle famose classi pollaio che attendevano da tempo. Altro tasto dolente legato alla ripresa in presenza e in sicurezza delle lezioni. Per questo la provincia ha già predisposto tutta una serie di interventi nei diversi plessi scolastici. Ricordo al Duca degli Abruzzi interventi per 800.000 euro, al liceo artistico dove bisogna sostituire tutti gli infissi abbiamo una progettualità di 1,8 milioni per il 2023, così come il problema tra il Da Vinci e l'Einaudi abbiamo trovato una soluzione quest'anno, ma il Da Vinci avrà degli interventi che consentirà di avere una stabilizzazione anche per quella scuola. Le parole del Presidente Marcon sono anche in un certo senso, soprattutto per quanto riguarda appunto le strutture, una risposta agli studenti che sono tornati oggi davanti al liceo Canova per cercare di parlare di una riforma vera e propria della scuola. Se questa è la scuola che volete, noi siamo gli studenti che non l'accettano. È scritto in uno degli striscioni che il coordinamento studenti medi ha attaccato nei pressi del liceo Canova. La mobilitazione passa anche per Treviso. Gli studenti protestano contro le classi pollaio perché vengano assunti più insegnanti a tempo indeterminato per incrementare gli spazi scolastici, per garantire un numero maggiore di mezzi pubblici e un efficace tracciamento dei contagi con accesso diretto e gratuito ai tamponi per studenti e lavoratori della scuola. È importante che il diritto allo studio non venga appunto messo in compromesso al diritto alla salute. Entrambi i diritti sono fondamentali e ci devono essere concessi, non possono essere tolti agli studenti e alle studentesse e anche agli insegnanti, perché anche gli insegnanti che magari si trovano ad avere un'età anche più elevata della nostra, quindi sono anche a rischio maggiore,
per la pandemia sono costretti a tornare a scuola in una condizione di non sicurezza. Quello che chiediamo noi è che vengano costruite quelle infrastrutture, tutte quelle circostanze che dovrebbero essere pronte per un giorno riuscire a tornare tutti insieme a scuola. Ovviamente il 50% viene giocato dal governo e dalle regioni come una mezza vittoria, un contentino, ma noi non la consideriamo come tale, perché finché tutti gli studenti non potranno andare a scuola, il diritto allo studio non è garantito per tutti. La cronaca è la maxi operazione della Guardia di Finanza, la frode per il pagamento dei contributi, 46 persone indagate, 8 di queste nella Marca. Maxi operazione della Guardia di Finanza di Venezia. Oltre 200 finanzieri hanno dato esecuzione a un centinaio di perquisizioni finalizzate al sequestro preventivo di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per oltre 16 milioni di euro nei confronti di 35 aziende e 46 persone coinvolte in una vasta frode fiscale e contributiva. Tutto è partito da una segnalazione dell'INPS. Ha trovato delle irregolarità nei confronti di una società del San Donatese operante nel settore dei montaggi, degli allestimenti per fiere, negozi e arredo d'ufficio. Le indagini hanno permesso di scoprire l'esistenza di un'articolata associazione per delinquere, attiva soprattutto in Veneto e in provincia di Lecce, finalizzata alla perpetrazione di gravi e ripetuti reati fiscali e societari che hanno portato anche al fallimento di un'azienda. Un fenomeno particolarmente penetrante e illecito nel quale questa società, avvalendosi di altre società cartiere che prestavano la manodopera per effettuare questi lavori, evadeva di fatto sostanzialmente l'IVA e i contributi previdenziali relativi a questi lavoratori. Così facendo aveva un grosso vantaggio competitivo nei confronti delle altre imprese che venivano spiazzate dal mercato perché non riuscivano a far fronte ai prezzi concorrenziali di questa azienda che appunto poteva giovarsi dell'evasione fiscale e dell'evasione contributiva. Perquisizioni nelle province di Venezia con 15 indagati, Treviso con 8 indagati di cui 4 professionisti, Padova e Vicenza con un indagato, Milano, Bergamo, Brescia, Trento, Udine, Roma, Latina, Lecce e Trapani. E poi una ricorrenza tragica, i 30 anni dell'omicidio di Sandra Casagrande a Roncade, 30 anni senza un colpevole. 22, mi ricordo di 22 colpi, no? Col coltellino che lei tagliava il pane e gli era rimasto nello stomaco la lama del coltello. Sono passati 30 anni da quella sera del 29 gennaio 1991 e ancora non c'è il nome dell'autore di quel delitto. 30 anni dalla morte della pasticcera di Roncade. Un delitto e un giallo come le rose che la vittima aveva ricevuto qualche giorno prima di morire. Omaggi floreali come regali che Sandra Casagrande riceveva molto spesso dei tanti spasimanti che frequentavano il suo locale. Libera negli affetti, qualcuno al tempo arrivò a dire spregiudicata, con il corpo prosperoso, dalle curve morbide, era una vera e propria calamita per gli uomini. E lo testimoniavano i tanti messaggi d'amore lasciati sulla sua vetrina, fino a quella sera quando uno dei suoi amanti forse avrà chiesto di più, perdendo la testa quando lei gli disse no. Del resto il gesto di un minuto di follia venne cancellato dalla pietà di una vestaglia perché quel seno nudo non venisse scoperto così dagli inquirenti. Poi le indagini, il DNA, la decina di indagati, tutto finito in un vicolo cieco ed oggi, 30 anni dopo, nell'oblio. Dove c'era la pasticceria oggi c'è una banca e solo i cronisti dell'epoca ricordano la vicenda. C'è una sensibilità sicuramente quando parli di femminicidi, quando parli di crimini di genere, però la consapevolezza che il caso importante, che lo scheletro nell'armadio ce l'abbiamo in casa, ce l'hanno pochissimi ormai. Ed è in quella diversa sensibilità verso i femminicidi che forse va ricercata la risposta a questo delitto senza autore, ma non solo. In provincia di Treviso nel gennaio del 1991, il 2 gennaio venne uccisa Wanda Fiora a Carano San Marco, il 29 gennaio Sandra Casagrande nel locale alle mie spalle, il 30 gennaio in una tabaccheria di Marino di Piave fu uccisa con un colpo di pistola alla testa in qualcosa che non fu una rapina, Regina Peruzza. E sono 3 casi di donne uccise che non hanno un colpevole. E poi c'è invece storia che riguarda i carabinieri che arrestano un latitante a Treviso, latitante da 1 anno, e lui si complimenta con loro.
Nessuna colluttazione o tentativo di fuga, solo tanti complimenti, quelli che un noto latitante ha rivolto ai carabinieri che lo hanno arrestato dopo un anno in modalità uccel di bosco. È l'alba di giovedì 28 gennaio a Treviso, quando i militari del nucleo operativo di Venezia, in collaborazione con i colleghi dell'Arma trevigiana, fanno irruzione in un appartamento e arrestano un 61enne di origini trapanesi, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona. Sulla sua testa pende da circa un anno una condanna a 6 anni e 4 mesi di carcere per svariate truffe commesse a partire dal 2009 nelle province di Venezia, Padova e Treviso. I militari sono arrivati a lui dopo una serie di appostamenti notturni e nonostante l'abitazione fosse intestata a uno straniero. Ero certo che nessuno mi avrebbe mai trovato qui, ha detto ai militari complimentandosi per il blitz. Ora, complimenti o no, dovrà scontare la pena nel carcere di Sant'Abona. Torniamo a parlare degli effetti del Covid, questa volta però sulle imprese. 3 miliardi di finanziamenti e quindi di debito, e questa è la cifra davvero mostruosa raggiunta dalle aziende trevigiane che si sono rivolte al fondo di garanzia per far fronte allo tsunami del Covid. Ci sono ancora attività chiuse e quindi è evidente anche che le imprese hanno bisogno ed avevano bisogno di liquidità per supplire al mancato introito del fatturato. L'evidenza di cui parla il numero 1 degli artigiani è data dai numeri. Sono infatti 27.000 le operazioni pervenute al fondo di garanzia dal marzo 2020 al gennaio 2021 sulla base dei decreti Cura Italia e Liquidità, per un totale di ben 3 miliardi di euro finanziati solo nella Marca. L'importo medio è di 108.000 euro per azienda. Circa un terzo delle imprese iscritte alla Camera di Commercio di Treviso hanno usato questo finanziamento, ma soprattutto la parte che l'ha usato di più è quella da maggio in poi, mediamente a un importo superiore ad altre province. È evidente che Treviso e Vicenza sono più presenti magari nella manifattura e sono aziende un po' più strutturate. Il ricorso massiccio al fondo di garanzia dimostra resilienza e voglia di investire nonostante tutto, ma allo stesso tempo costituisce un debito senza precedenti per il sistema. In taluni casi si potrebbe arrivare ad una saturazione della capacità di restituzione. Da qui la proposta degli artigiani, quella di attivare fin da ora contributi a fondo perduto per gli investimenti strategici. Di fatto un piano pubblico-privato da finanziare con le risorse del Recovery Plan. L'alternativa, fa capire Sartor, è quella di rimanere travolti dai debiti. Lo schema è: se non riprende l'economia, se non ricresce la produzione di ricchezza nel nostro paese attraverso l'impresa, lo Stato non può avere neanche lui le risorse per pagare i suoi. Quindi bisogna che noi puntiamo soprattutto a far crescere e competere l'impresa. Per cercare di darvi nuove informazioni e anche nuova chiarezza sulla zona gialla, leggiamo il sito in questo momento del Corriere della Sera che non dice più da domenica, ma il Ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze, da quello che abbiamo detto prima, che andranno in vigore a partire da lunedì 1 febbraio e non da domenica, come si pensava in un primo momento, in linea con le scansioni temporali delle ultime ordinanze. Così il Corriere della Sera, giusto per capire qual è l'interpretazione che in questo momento si sta dando negli ultimi momenti a quel dubbio sulla partenza della fascia gialla, che quindi, come aveva detto il governatore Zaia nel servizio che abbiamo mandato in onda, dovrebbe appunto essere di partenza lunedì 1 febbraio. Intanto domani partono ufficialmente i saldi in tutto il Veneto e saranno i saldi più incerti di sempre. Adesso vediamo, domani partono i saldi, se saranno sulla falsariga di quelli estivi, anche se in realtà il contesto era molto diverso, perché quest'estate più o meno si circolava liberamente, invece sappiamo bene in questi giorni no, ma comunque crediamo che l'averli posticipati darà un po' di fiato lungo rispetto al smaltimento delle merci invernali che in azienda sono ben presenti. Domani, sabato 30 dicembre, partono in Veneto i saldi, anche se dai primi di gennaio che molti negozianti, spinti soprattutto dall'incertezza del colore della regione, stanno attuando sconti e promozioni. Azzardare previsioni è difficilissimo anche per gli addetti ai lavori. Si presume un calo del 20% della capacità di spesa delle famiglie, ma i dati che arrivano dalla Lombardia, che ha anticipato i saldi di quasi un mese, sono disastrosi, con cali tra il 60 e il 90%, anche se fortemente condizionati dalle settimane in zona rossa. Cosa ci si aspetta in Veneto? Si aspetta quello che ci si aspetta. Io credo che
nessuno abbia un'idea di come andrà a febbraio. Apparentemente un interesse c'è da parte del consumatore, qualche segnale buono a gennaio c'è stato, dipenderà molto da tanti fattori esterni. Le variabili sono molte, su tutte l'andamento dei contagi, con la preoccupazione che tra riapertura delle scuole e rischio assembramenti i dati tornino a salire. Sono convinto che le nostre aziende sapranno rispettare e, laddove necessario, indurre i nostri clienti a comportarsi in modo migliore nel rispetto delle regole. Io credo molto, il Veneto, Treviso ha dimostrato tanto buonsenso in questo e credo che ci sarà a maggior ragione anche domani. E poi i dati allarmanti, che restano allarmanti, dello sforamento delle polveri sottili anche a Treviso. L'emergenza smog in Italia non si arresta e si cronicizza sempre di più. Nonostante la pandemia, ben 35 capoluoghi di provincia sono andati oltre i limiti stabiliti dalla legge per la concentrazione giornaliera di polveri sottili, ovvero 50 microgrammi per metro cubo. Nella top 10 delle città più inquinate, al quinto posto Treviso con 80 sforamenti, supera anche Milano, ferma a 79. Ma è buona parte dei capoluoghi del nord-est ad essere nella lista nera, da Venezia a Padova, passando per Rovigo, Vicenza e Verona. L'emergenza si evidenzia nel rapporto malaria di Legambiente. Dati che colpiscono nonostante i mesi di lockdown e la diffusione dello smart working. Un allarme da non sottovalutare. Nella penisola, secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente, sono oltre 50.000 le morti all'anno dovute all'esposizione eccessiva ad inquinanti atmosferici come le polveri sottili. Questo è un dato effettivamente che fa pensare, e anche un dato scientifico importante che ARPA aveva già chiarito, in quanto la mobilità incide pochissimo ormai, visto che la maggior parte delle auto sono Euro 5, Euro 6, sul fattore di inquinamento. Certo, qualcosa insiste. Noi stiamo continuando anche con un programma di mobilità lenta, quindi di piste ciclabili e l'utilizzo della bicicletta, però sicuramente in questo momento l'emergenza è il riscaldamento domestico. Noi abbiamo fatto grandissimi investimenti per la sostituzione delle caldaie e anche il prossimo anno ci saranno altri 200.000 euro a disposizione. Dovremo riuscire ad arrivare in 3-4 anni a ridurre di circa 2/3 il numero delle caldaie a gasolio, specialmente nei palazzoni o nei grandi agglomerati. Stiamo intervenendo anche col piano di forestazione urbana, siamo partiti con le progettazioni, ormai siamo in fase definitiva in molte aree, perché l'abbattimento delle polveri è legato anche a piantumare alberi che abbiano le caratteristiche per riceverle. L'inquinamento strettamente legato anche al clima, evidentemente. Allora, che tempo farà nel weekend? Ce lo dice come ogni venerdì il generale Iannicelli. Il cedimento dell'anticiclone favorisce un afflusso di aria umida atlantica, flusso che inizialmente è piuttosto debole, ma poi si rinforzerà e sarà più evidente. Quindi prevediamo un po' su tutto il Trevigiano, per domani inizialmente una nuvolosità variabile, qualche schiarita, poi gradualmente nel pomeriggio, tardo pomeriggio, un graduale peggioramento, quindi un aumento della nuvolosità, e di sera delle precipitazioni sparse, precipitazioni che invece saranno più continue, più diffuse per domenica. Domenica sarà una giornata all'insegna di queste piogge più o meno intermittenti, in serata un miglioramento e quindi poi una variabilità che ci accompagnerà per gran parte della prossima settimana. Capitolo temperature importante, le notti con nuvolosità, quindi con cielo coperto, fanno sì che le minime non scendano sotto lo zero. Per domani mattina qualcosa intorno allo zero, poi nei prossimi giorni, già da domenica, i valori minimi saranno 3, 4, 5 gradi, i valori massimi 7, 8, 9 gradi, quindi i giorni della merla quest'anno sono anticipati, adesso invece le temperature saranno addirittura le minime al di sopra dei valori normali. Avevamo detto i venti sono occidentali, aria umida, e l'Alta Adriatica è previsto mosso, localmente mosso. È tutto. A Preganzola adesso, dove il Consiglio Comunale ieri sera ha approvato l'adesione al progetto di Fondazione Cassamarca per la gestione di Villa Franchetti, un sì però con tante domande. Preganzola ha deciso, sarà della partita per il recupero e la gestione di Villa Franchetti. La scelta è stata approvata ieri sera in Consiglio Comunale e prevede di aderire al progetto di Fondazione Cassamarca lanciato qualche tempo fa e che vede la suddivisione in 27 quote il valore della villa. 27 parti di circa 500.000 euro che potranno essere versate in 5 anni con una quota da 120.000 euro per le manutenzioni immediate. Adesioni al bando che al momento non sono vincolanti ma che devono essere avanzate entro la fine di febbraio. Per questo Preganzola ha votato l'adesione, che nella discussione del Consiglio Comunale ha fatto emergere
però anche tutta una serie di dubbi. I dubbi sono tantissimi perché i punti chiari nel bando sono davvero pochi. Si parla delle quote, di quanto valgono, però il valore della villa anzitutto deve esserci sicuramente qualche elemento, qualche documento da cui questo si evince in maniera chiara. Poi che cosa si acquista con le quote, quali sono le risorse necessarie per le manutenzioni ordinarie e straordinarie per rimettere a posto il parco e soprattutto il progetto, a che cosa si va incontro nel momento in cui si presenteranno eventualmente i soggetti. Del resto 500.000 euro sono stati valutati prima della crisi del virus, ricorda Galeano, che spera in una cordata pubblico-privata per riaprire la villa. Tante le idee in campo, l'importante è che si sviluppino su basi chiare. Si è parlato per tempo di vocazione universitaria, di vocazione turistica, però la sostenibilità economica di questi progetti in questo momento è davvero difficile. La realtà ci mostra però che invece ci sono casi di ville gestiti in maniera sostenibile e fruttuosa. Ci siamo confrontati poco tempo fa con alcuni casi del Vicentino che grazie ad affitti o altre soluzioni hanno portato davvero a un percorso virtuoso. Ed ora il lieto evento in casa di uno degli attori trevigiani più amati. Sì, la confermo con gioia, sì, diventerò papà. Manca anche molto poco, siamo agli sgoccioli, quindi grande emozione. Beh, la data prevista è il 12 febbraio, quindi nel giro di un paio di settimane dovrei appunto diventare padre. Poco gossip e tanta emozione nelle parole di Igor Barbazza, attore trevigiano noto in tutta Italia, che così conferma l'annuncio dato via social dalla compagna Linda Collini, attrice a sua volta conosciuta sul set della soap opera 100 vetrine, una storia che ha fatto sognare i fan e che adesso si rinnova. La prima domanda che ci poniamo sempre tutti è chissà se sarò un bravo papà, comunque un bravo genitore, però di sicuro l'impegno ce lo metteremo. Parlo anche per Linda, ovviamente. Il primo figlio, il sesso ancora l'abbiamo tenuto nascosto, sarà una sorpresa quando sarà. In attesa del lieto evento, Igor si dedica alla sua nuova creatura professionale, uno studio di produzione rigorosamente made in Treviso accanto al collega Davide Stefanato. Si chiama Restera Produzioni, l'origine del nome deriva ovviamente dal luogo della Restera dove noi spesso ci troviamo per pensare, per scrivere, e quindi abbiamo usato questo nome, ci sembrava anche romantico. Una realtà quindi con il cuore a Treviso che sta progettando una fiction interamente girata in Veneto. Sicuramente il primo step sarà quello di presentarlo proprio di fatto in regione, magari alla Film Commission per primo, e poi pian piano un percorso che possiamo fare assieme, però secondo me è giusto che anche il Veneto abbia il suo polo di produzione fiction, è una cosa su cui io mi sto battendo tantissimo. Adesso le notizie dal Bellunese. Ripartiamo dalle mondiali di sci 2021, meno 9 giorni a Cortina. Sale l'adrenalina a Cortina, meno 9 giorni all'avvio dei mondiali di sci 2021. Le nostre energie migliori dovranno confluire sulla regina, dice la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Loren Berton, coordinatrice nazionale del tavolo sport e grandi eventi di Confindustria. Saranno mondiali a porte chiuse, sicuramente non era quello che desideravamo, però saranno mondiali aperti al mondo, saranno trasmessi in televisione, ci saranno 500 milioni di telespettatori, per cui noi crediamo che sarà comunque una grandissima vetrina per la provincia di Belluno. I mondiali 2021 sono il più importante evento iridato della stagione, il principale investimento che il territorio bellunese sta facendo per il suo futuro. C'è orgoglio nelle parole della Berton, soprattutto in un momento particolare come questo. Noi abbiamo bisogno che una volta finita la pandemia si capisca che questi territori sono bellissimi, che c'è tanta ospitalità e che li vogliamo i turisti a casa nostra. Un evento che consoliderà l'immagine di tutta la provincia che sotto il profilo economico sta pagando lo scotto della pandemia. Questa pandemia sta distruggendo l'intero tessuto, non solo quello del turismo ma anche quello manifatturiero. Un mondiale che viene vissuto con intensità e con l'auspicio di una ripartenza. L'impegno che c'è stato, anche il dover cambiare così velocemente, ha dimostrato che come sempre l'Italia quando vuole può, e nel bellunese possiamo. Intanto però le norme europee in materia di fiumi e torrenti rischiano di trasformarsi in un'autentica mazzata per la montagna veneta. I laghi sono fatti di acqua, può sembrare banale dirlo, ma il rischio è che in estate quelli montani ne restino senza.
Nuove norme europee cambiano infatti il principio con cui viene normata la portanza di fiumi e torrenti. Il flusso ecologico dovrebbe andare a sostituire il cosiddetto deflusso minimo vitale, che garantisce che ci sia sempre una certa portata nei corsi d'acqua del nostro Veneto. Norme generali e generaliste che non tengono conto dell'orografia delle diverse aree su cui vanno ad interagire. L'applicazione di questa normativa, che prevede una certa portata minima nei corsi d'acqua imposta dall'Europa, avrebbe delle conseguenze devastanti nel nostro territorio della provincia di Belluno. Il rischio, come spiega Bottacin, è tanto semplice quanto drammatico. Nel 90% dei casi i laghi sarebbero totalmente vuoti durante tutti i mesi estivi. Una situazione che si preannuncia insostenibile e per la quale si cerca di trovare e proporre una mediazione. Conseguenze dell'applicazione rigida di questa normativa sarebbe devastante e pertanto noi stiamo cercando di proporre la possibilità di avere una deroga, perché l'impatto socio-economico dell'applicazione di questa normativa sarebbe assolutamente insostenibile per tutto il nostro territorio. E poi l'avventura a soli 21 anni di un pilota di Serena del Grappa che spicca il volo verso il mondiale di Superbike ed è il primo pilota bellunese a farlo. Dopo l'europeo vinto nel 2016 appena 17enne e il secondo posto dell'anno scorso, il bellunese Axel Bassani spicca il volo verso il mondiale Superbike e lo farà in sella ad una Ducati. Correre, specialmente arrivare in questa categoria con la moto italiana, ti dà ancora più soddisfazione, perché comunque un italiano è sempre molto legato ai suoi marchi e i Ducati per gli italiani è importante. Il team satellite sarà quello del motocorsa e l'impegno prevede di essere in pista dall'esordio ad Assen in Olanda ad aprile fino a ottobre, sempre che dopo le 10 gare continentali vengano confermate le 3 tappe previste in circuiti extraeuropei. In Italia l'unico gran premio della categoria sarà quello di Misano, dove corrono anche le MotoGP. Sono molto orgoglioso del traguardo che abbiamo raggiunto alla Superbike e in questo momento sono concentrato al 100% lì e per il futuro, se ho le capacità, spero di restarci a lungo, però sicuramente se un giorno ti arriva la proposta ti tocca sederti un attimo e pensarci, perché comunque la MotoGP è la MotoGP. Bassani, con Andrea Locatelli e Michele Rinaldi, sarà uno dei 3 soli italiani tra i 22 piloti che daranno vita a un mondiale che da 6 anni ha un solo padrone. Sicuramente per la categoria dove sono io è Jonathan Ria, l'ammiro tantissimo perché 6 anni che vince lui il mondiale, non ce n'è stato per nessuno fino adesso, quindi è un bel punto di riferimento e spero di avere la possibilità di farci qualche giro insieme e poter rubargli qualcosa, insomma. Siamo in chiusura, vi ricordo, Veneto in zona gialla ufficialmente e lo sarà da lunedì. Vi lascio al meteo, arrivederci. Bentrovati al meteo. Perturbazione atlantica in transito sull'Italia. Nel weekend il nostro territorio sarà ostaggio del maltempo, ma vediamo insieme la previsione per sabato 30 gennaio. Sul Veneto la giornata risulterà piuttosto nuvolosa, con cielo spesso coperto. Al mattino avremo nubi basse e nebbie in pianura e nei fondovalle, locali parentesi più soleggiate invece in montagna. Dal tardo pomeriggio e soprattutto in serata precipitazioni via via più diffuse, localmente intense, specie sulle aree sudorientali della nostra regione. Limite della neve fino a 900-1100 metri. Venti moderati nord-orientali. Temperature in lieve aumento, minime tra -3 gradi e 1 grado, valori massimi compresi invece tra i 5 e i 7 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove lo scenario sarà simile, con inizialmente molte nubi ma anche con qualche schiarita sui rilievi. Entro sera piogge un po' ovunque. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime invece sui 6-8 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove il cielo sarà nuvoloso ma in genere asciutto. Neve con il passare delle ore intorno ai 1000 metri. Temperature minime intorno a -1 grado, massime invece sui 7 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.